Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di Forza Italia per discutere della difficile situazione degli OS. Gli onorevoli presenti erano alcuni, tra cui Maieri, Talanas, Ivan Piras di Forza Italia e Angelo Cocciu, quindi 4 consiglieri che hanno parlato a lungo dell'opportunità di scorrere le graduatorie ARES per l'assunzione degli OS, perché dicono ovviamente chi si è preparato, ha fatto il concorso e ha superato l'esame ha diritto prima di altri, cioè quelli che parteciperebbero agli esami del concorso d'assunzione, di essere assunti e regolarizzati. È un sistema, un metodo che funziona da anni e che può essere applicato a tutte le tipologie esistenti, dice Piero Maieri, e quindi sentiamo nella conferenza stampa quello che hanno da dire e poi sentiamo anche Ivan Piras relativamente alla difficile situazione sanitaria regionale che fa acqua da tutte le parti. Prontissimi. Sono tutti Grazie. Chiudete la porta allora. Bene, buongiorno a tutti. Come abbiamo comunicato nel comunicato stampa appunto dei giorni scorsi, Forza Italia si identifica come il partito delle proposte. Su questi temi, soprattutto quando vi è il futuro in gioco dei lavoratori, di persone che hanno studiato, hanno fatto sacrifici per essere inseriti meritevolmente in graduatorie degli idonei, penso che nessuna parte politica si possa perdere in sterili polemiche. Noi stiamo proponendo col nostro comunicato stampa dei punti. Il primo punto è quello di verificare la capacità occupazionale e le piante organiche del personale di tutte le ASL di tutta la Sardegna. In una nota dell'altro ieri si legge cantieri occupazionali per gli OS, gli assessori Manca e Bartolazzi, nessun ostacolo allo scorrimento delle graduatorie di Ares. Con la delibera che verrà adottata dalla Giunta nei prossimi giorni saranno approvati i previsionali di spesa delle aziende sanitarie per il triennio 24-26, un provvedimento, dice la nota, che di fatto sblocca la capacità assunzionale di tutte le ASL, che potranno così iniziare a far scorrere le graduatorie ad assumere gli OS, vincitori del concorso ARES per le quote relative all'anno in corso. Viva Dio, abbiamo delle graduatorie che possono essere e devono essere utilizzate. Noi stiamo proponendo lo stesso sistema che nella scorsa legislatura abbiamo utilizzato con gli idonei di laurea. Chi veniva chiamato da un ente collaterale o comunque da qualunque attività che gli permettesse di essere assunto non perdeva il posto nella graduatoria e nel momento in cui si liberava la sua posizione all'interno della graduatoria di laurea veniva convocato a tempo indeterminato. Questo è un format che funziona benissimo e può essere applicato a qualunque sistema. Quindi si esauriscono le graduatorie, poi se ci sarà necessità chiaramente ancora di ulteriore manodopera, benissimo, chiamiamo tutti coloro che non sono, che si trovano col titolo ma non hanno comunque una collocazione a livello lavorativo. Nei confronti delle persone che avevano bisogno e delle persone che naturalmente avevano voglia di lavorare. Che cosa è successo? È successo questo, che noi non possiamo assolutamente non tenere in considerazione di quelle che sono state le graduatorie esistenti fino al passato. Noi stessi come Forza Italia all'interno della maggioranza abbiamo combattuto quando qualche forza politica aveva intenzione nel precedente mandato di creare dei bandi e delle graduatorie fotocopia rispetto a quelle che già esistevano. Noi siamo assolutamente d'accordo con il fatto che queste graduatorie vadano in qualche maniera esaurite pian piano e poi si può trovare qualsiasi opportunità per integrare altre forze lavorative. Anche per quanto riguarda la mission della gestione della carenza occupazionale può risultare funzionale, però dall'altra parte si certifica disincentivante nei confronti di oltre i 2000 idonei che si sono impegnati, hanno studiato, hanno sostenuto un concorso con tutti i crismi, i quali talvolta si potrebbero vedere superati anche da coloro che questa idoneità non l'hanno raggiunta. Riteniamo che
Oggi Forza Italia ha portato avanti un'iniziativa molto importante, un comunicato stampa dove abbiamo messo in evidenza quella che è la nostra volontà in merito alla problematica degli OSS. Questa maggioranza vuole portare avanti un discorso diverso, ovvero vuole cercare di immettere nel sistema i cosiddetti cantieri occupazionali, che noi rispettiamo e riteniamo che siano veramente importanti, ma non si può assolutamente dimenticare di quella che è una graduatoria che esiste. Ci sono delle persone che hanno studiato, che professionalmente sono formati, sono in graduatoria, aspettano di essere definitivamente chiamati, e alcuni di questi sono anche tutti quegli OSS e quegli infermieri professionali che durante il periodo Covid hanno prestato la loro opera e che speravano di avere un allungamento del contratto oppure una conferma a tempo indeterminato. Noi chiediamo che queste persone in graduatoria vengano tenute in considerazione e non vengano messe da parte. Una volta che le graduatorie saranno esaurite, si potrà tranquillamente aprire un discorso cantiere occupazionale oppure qualsiasi altra cosa, in modo che altre forze lavoro possano trovare integrazione. Sono anche a favore nel mettere a disposizione di fondi per quanto riguarda nuovi concorsi OSS. Ricordiamo che ci sono più di 2 milioni di euro a disposizione di Ares affinché queste persone vengano tenute in considerazione e possano raggiungere la loro stabilità occupazionale. Noi ci muoviamo in questa direzione in continuum con quello che abbiamo fatto anche nel precedente mandato. Onorevole, emergenza sanitaria ormai a 360 gradi, a livello statale, a livello regionale, addirittura a livello provinciale. Si parla di graduatorie da scorrere, si parla di nuovi contratti di lavoro, di nuovi concorsi, ma nessuno vuole andare più a lavorare nella provincia. Quali sono le ragioni di fondo? Perché i giovani non vogliono andare a lavorare in provincia, vogliono andare tutti a lavorare a Cagliari, al limite a Sassari? Ma io posso certificare che esistono delle graduatorie di idonei sia per quanto riguarda il personale sanitario di OSS e infermieri disponibili a lavorare anche nei comuni limitrofi alla città. C'è bisogno di un intervento forte affinché i territori vengano resi capillari e possano realmente fungere da filtro, onde evitare di congestionare la sanità cagliaritana. Questo deve essere un presupposto sul quale la maggioranza dovrà impegnarsi e lavorare, perché ormai stiamo parlando di numeri che ci portano ad una situazione di collasso generale. I dati certificano che la maggior parte dei posti letto vengono occupati attraverso i cittadini e le cittadine che arrivano dal pronto soccorso. Qui abbiamo la difficoltà nel gestire la programmazione, qui aumentano quelle che sono le liste d'attesa, va attivata una rete di protezione sui territori che possa in qualche modo filtrare tutti i casi gestibili in loco piuttosto che farli convergere. È praticamente un paziente, uno che magari ha una disfunzione dismetabolica, quindi magari ha il diabete causa cecità, col glaucoma, ha qualche problema al cuore, diventa un nomade, diciamo così, medico, perché deve andare dall'oculista ad Isili, dal cardiologo ad Iglesias, per la diabetologia vado a Oristano, insomma, ma perché non si riesce a concentrare il lavoro invece nelle zone di residenza dei pazienti? Ma infatti questo deve essere proprio il presupposto sul quale la maggioranza dovrà fornire le migliori risposte ai cittadini sardi. Esistono degli strumenti determinati dalla precedente riforma sanitaria che si chiamano case di comunità, le quali ci auspichiamo vengano rese nel più breve tempo possibile fruibili e in funzione, e quindi questo sarà il grande impegno su cui la maggioranza dovrà restituire risposte ai cittadini sardi. Su questo presupposto della sanità hanno vinto le elezioni, noi saremo vigili ma allo stesso tempo anche propositivi qualora dovesse essere richiesto il nostro contributo.